No, I'm not a writer. Anche tu hai le zampe subacquee, Amy? Sì, ma noi approfittiamo perché lì abbiamo le pepine subacquee e andiamo nell'acqua a spacciolatarci. Troppo belle queste scarpe, le adoro, cazzo. Hanno un grip per aggrapparsi nel wild, fantastico. In più sono subacquee, no? Vedi, mentre se non hai le scarpe del wild devi fare così, vedi, tu, tipo le farfalline, no? Vedi? Dopo arriva cane pericoloso che pensa che sei una preda e ti attacca e muori. Vedi, tutto per non aver avuto le scarpe wild. Ecco, è andata su da sola. Ormai lei sa, tutti i scivoli sono tuoi, vero Amy? No, fa il giro, no, non vale. Guarda. Dimmi cane, siamo a fare le cose del wild, eh? Cosa Zoya? Devo fare le cose wild. Ecco, io devo andare, no, devo andare lì nel wild, devo fare le cose wild. Cane, vieni a fare anche tu le cose wild. Sì, sì. Basta non... Cane, sto cane impaziente. Occhio che è sbriscioso, cane. Più che altro di non pinzarmi a me, che non mi vieni addosso, col pinzamento. Barboni, guarda che guanti montati si vede. Ah no? Ma cane pericoloso. Andiamo. Polenta? No, vabbè, non importuniamo i signori. Devo scaldare ancora sull'ibernata. È inutile. Polentati. Il cane veneto che va a Polenta. Se ti do la mia mano mangia anche quella. Che tipo dici, ah io sono qua, poi giri di qua e invece no, ci sono le cascate, ma va fatto più lento. Eccola là, l'abbandonatrice, vai in macchina, tampona là. Tiragli una tamponata, dov'è? Eccola là, la vedi? Eccola là. No, non tamponarmi il cane però macchina, tampona l'amorosa ma non il cane. Guarda quanti si sono pinzati via gli specchietti. Perché non deve essere facile, no? Vai 2,10 m, dai, vai anche tu col Fremont, vai, non pinciarti gli specchietti.
prenderò tante insolenze, ma come fai a non ammirare, guarda, sti paesaggi. Ecco, ti hanno tolto la panchina, quella che ti avevo segnato come area picnic nella penisola, e hanno tolto anche gli alberi. Dimmi. Sì, amore mio, no, ma guarda la casetta in riva al lago. Cioè, insomma. Il cordone ombelicale. Ci sono 4 o 5 camper, quello è il camper del Tu. Abbiamo trovato anche la ventola qui al lago di Barcis, ristorante in riva al lago. Che ristoranti di lusso. E come funziona? Quando sei nelle aree di sosta, no, approfitti, vedi, ti attacchi la tua bella spinetta, che io ce l'ho con la prolunga qui. Ciao madame, no, stavo brigando, stavo documentando la mia bellissima presa della privacy. Ah, la privacy, mi scusi. E allora continuiamo, che vedi, c'ho la mia bellissima prolunga e tac e via, e ti attacchi alla colonnina. Questo può essere utile, diciamo, un po' per ricaricarti le batterie, o comunque anche per attaccare il frigo a corrente invece di lasciarlo a gas, eccetera. No, ma vuoi mettere e scaricare in riva al lago? Comunque non male come area camper, dai, non male. C'hai i vicini che sono veramente silenziosi, che praticamente sono, dove sono i vicini? Eccoli qua, sì, il cimitero, eccolo qua, sì. E poi girati di qua, gira, aspetta perché ho messo il cavalletto duro, gira, fronte lago, cioè, curati che roba, cioè, è troppo bello. Effetti speciali. Peccato però che sono andate via le papere, che io devo fargli il video, perché adesso ho messo l'obiettivo quello da super zoom, hai capito? È un peccato. Zoom alla foglia, zoom alla foglia, fin quanto ne ha voglia. E lì c'è la Alessia che fa le nanne, perché non è abituata al wild, e allora adesso è KO. Vorrei che ti becco anche io, sai?